L'acqua, risorsa limitata, vero e proprio oro blu, su cui si concentra uno dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. In agricoltura i cambiamenti climatici in atto generano un'instabilità nella disponibilità idrica che può pregiudicare il risultato produttivo. Veneto Agricoltura, nelle proprie aziende dimostrative e nei centri sperimentali, sta così testando alcune promettenti e innovative soluzioni tecnologiche per l'irrigazione, associandole a sistemi di gestione conservativa del suolo di agricoltura di precisione, produrre meglio e di più con meno, favorendo così la sostenibilità ambientale ed economica del processo produttivo agricolo. È compito proprio di Veneto Agricoltura, delle università e di quant'altro ricordare a tutti che il risparmio idrico è fondamentale. Si parla tanto di sostenibilità ambientale, il PNRR parla di sostenibilità ambientale, ecco la prima sostenibilità ambientale dell'agricoltura è risparmiare l'acqua. Noi sono quasi 20 anni che lavoriamo in filiera con Veneto Agricoltura, per cui a Padova, a Legnaro dove avevamo la facoltà, ricerche un pochino più specifiche e approfondite, qui tutta la parte di divulgazione, di sperimentazione e di trasferimento di informazione al settore operativo. Al tema dell'ottimale gestione della risorsa idrica sono state dedicate le GIP 2021, giornate dell'irrigazione di precisione, un'ampia rassegna articolata in 3 eventi che coinvolge il centro sperimentale Orto Floricolo Po di Tramontana e le aziende pilota Valle Vecchia e Sasserami. Sono state analizzate insieme ad agricoltori e tecnici soluzioni che si diversificano per il livello di investimenti, efficienza e adeguatezza ai diversi contesti agronomici per l'ortifloricoltura e per i seminativi. Abbiamo zone in cui forse la dispersione viene ancora effettuata, ma devono essere zone di ricarica degli acquiferi. Nelle altre parti del Veneto c'è necessità di tecnologia, per essere più precisi, anche informatizzata, per essere molto più vicini, ad arrivare più vicini alla pianta ed utilizzare meno acqua possibile, il giusto alla pianta. Non deve esserci dispersione di acqua prima di arrivare alla pianta. Tutti questi sistemi servono per fare un'orticoltura maggiormente sostenibile sia dal punto di vista ambientale, ma non dimentichiamoci sostenibile anche dal punto di vista economico, perché dietro ogni azienda c'è una famiglia della gente che lavora e che deve essere remunerata in maniera adeguata. Il senso di queste giornate è avvicinare la tecnologia agli imprenditori agricoli. Le ditte presentano oggi in scala 1:1 e non in sperimentazioni, ma vengono fatte vedere agli agricoltori come nei loro terreni, nei loro campi si possono usare queste tecnologie. Quindi servono superfici importanti e serve che l'agricoltore venga nelle aziende sperimentali di Veneto Agricoltura a vedere come si fanno realmente queste attività. È una sperimentazione 1:1. Facciamo vedere chiaramente all'agricoltore come fa nel suo campo, può applicare queste tecnologie. Tecnologie davvero super innovative. Soprattutto quella dietro alle mie spalle è una seminatrice pacciamatrice. Cosa vuol dire? Praticamente lei con un unico passaggio semina, stende la manichetta che serve per irrigare e la pacciamatura, che è poi la pacciamatura biodegradabile a base di amido di mais. È una pacciamatura totalmente biodegradabile, per cui quando è finita la coltura sfilo la manichetta che è di polietilene e la pacciamatura la posso fresare sotto. Quindi è un'innovazione classica, se vogliamo, ma nuova nel suo genere, perché di solito è utilizzata questo tipo di pacciamatura sul trapianto. Adesso negli ultimi anni viene utilizzata sulla seminatrice in modo tale da far passare questa fase, partire subito con il seme in campo e per ridurre anche i costi di produzione. La sostenibilità c'è tutta, perché la pacciamatura è un telo che io interro nel terreno e quindi non ho nessun rifiuto speciale, quale può essere il polietilene.